il tema è proprio legato all'olio, perciò riteniamo che sta diventando sempre una manifestazione di grosso interesse, perché è l'unica sul Levante Ligure che parla di olio, ed è secondo noi uno dei prodotti sicuramente del nostro territorio in Liguria, perciò l'olio va molto promosso, prodotto di grande qualità. Su questo abbiamo cercato sempre di coinvolgere un po' tutto quanto. Si parla comunque di mostre fotografiche, si parla di laboratori, si parla di arte, con i ragazzi. Quest'anno c'è stato un forte coinvolgimento delle scuole primarie del territorio, con circa 23 classi, 500 bambini che vanno oltre da Sesse Levante, da Casalza Ligure, da Levi, perciò tra l'altro una sorpresa, perché abbiamo visto veramente una numerosa partecipazione, e ci sarà poi una premiazione a fine della manifestazione. Le scuole, dicevamo, anche con un percorso di educazione alimentare durante l'anno? Beh, questo sì, perché comunque riteniamo, specialmente vale per tutti i nostri prodotti, noi abbiamo un brand a livello di agroalimentare italiano importante, e comunque va anche come si dice, curato, e si deve partire proprio, io dico sempre, dalle nuove generazioni, perché devono prendere consapevolezza che i nostri territori, la stagionalità, i territori danno moltissimo, e oggi che siamo di fronte a un mercato globale bisogna comunque capire e conoscere il prodotto, imparare a conoscere, imparare a identificarlo e conoscere la stagionalità. Perciò siamo in un periodo magari di poca affluenza turistica, però su questo ci sono ormai filoni anche del turismo consapevole, che vuole conoscere, è curioso, e noi puntiamo anche proprio sui ragazzi. Il clou nel Ponte dell'Immacolata con l'allestimento dell'ex convento dell'Annunziata. Sì, abbiamo sempre, da un paio di anni stiamo portando avanti appunto il salone delle produzioni di pane e olio, che vede molti, sempre più partecipanti. L'anno scorso è stato un grande successo, ci auguriamo che il tempo sia clemente e dall'altra parte comunque ci sia una forte partecipazione su questo.